El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich, solo lo difundimos lo más fiel possibile. Pensiero del giorno giovedì 30 gennaio. Non aver paura. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 35. Dal momento, poi, che Cristo è il Figlio mandato dal Padre per salvarci ed è una sola cosa con Lui, l'amore di Cristo qui sta ad indicare anche l'amore infinito che il Padre ha per il mondo e per ciascuno di noi. Se tale è l'amore di Cristo verso di noi, per il cristiano non hanno più senso la preoccupazione e soprattutto la paura, l'angoscia, la sfiducia. E questo è il punto su cui San Paolo vuole attirare maggiormente la nostra attenzione. L'Apostolo vuole dirci che se riflettiamo sull'amore di Dio per noi, come ce lo ha dimostrato attraverso il Figlio suo Gesù Cristo, non possiamo più sentirci soli. Cristo e il Padre sono con noi e se essi sono con noi non possiamo più temere. Nessuna difficoltà, nessuna minaccia potrà più spaventarci. Nessuna forza al mondo potrà ostacolare quel progetto di salvezza che essi hanno su di noi. In certi momenti possiamo sentire il peso di tante difficoltà materiali di ogni genere e difficoltà spirituali provenienti dal nostro passato, dalla nostra debolezza. Anche noi possiamo provare un senso di angoscia e di paura di fronte alle gravi incognite che il futuro ci riserva. Ecco allora un modo quanto mai attuale di vivere questa parola. Testimoniare la nostra fede nell'amore di Cristo per noi, cioè che Cristo è con noi, l'amore del Padre è con noi. Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita, agosto 1990. Parola di vita. Gennaio 2025. Credi tu questo? Giovanni 11:26.